Eccoci qua, cari telespettatori, buona giornata. Allora, quest'oggi trattiamo un argomento molto interessante, riguarda molti di voi che ci ascoltate, sappiamo che sono tanti gli operatori autonomi, gli artigiani che spesso ci chiedono aiuto, ci chiedono delle vie di uscita e sono anche a volte arrabbiati per la situazione, una situazione che sappiamo è difficile. La difficoltà maggiore risulta essere da un lato la riscossione di crediti vantati, che poi crea una filiera al contrario invece che positiva, negativa, perché non si riceve il pagamento, a sua volta non si paga e così via, e questo veramente è dannosissimo. Purtroppo notizie di questi giorni, altri suicidi di chiamiamo veramente piccoli imprenditori, non è assolutamente una notizia che rasserena gli animi, tutt'altro. Io lo dico sempre, lo dicono anche i nostri ospiti, bisogna essere reattivi, reagire, delle vie di uscita se ci si fa supportare dalle persone giuste, che possono essere anche le associazioni di categoria, esistono e ci sono. Nel momento del buio più totale una luce si può accendere inaspettatamente, piuttosto reagire con una protesta eclatante contro il governo andando a Roma, per carità, che non uccidere, che non privarsi della vita, che è un atto gravissimo e provoca dei danni anche alla propria famiglia, quindi riflettere su questo aspetto. Ma per darvi una mano, ecco che c'è un convegno che si è svolto proprio recentissimamente, che ha affrontato questo tema dei finanziamenti, dei fidi che vengono dati e di un sistema che deve essere reso più leggero, più semplice, più agevole per supportare le aziende in difficoltà, perché questo è il nodo cruciale. Le banche, lo sappiamo, nicchiano oppure danno dei finanziamenti a brevissimo termine, dove li danno con delle garanzie assurde, e allora cosa fare? Rivolgersi per esempio come artigiani all'associazione di categoria, dove c'è un confidi, chiamiamo così, adesso vi spiegheremo bene con il nostro esperto, e sperare che in qualche modo si riesca a risolvere l'ostacolo, il problema. Ma per quanto tempo, in quali casi, con quali finanziamenti, in quali situazioni, con quali progetti? Perché poi sembra tutto semplice, ma lo sappiamo dalle vostre testimonianze che tutto è estremamente difficile. Per vedere che tipo di progettualità è in essere, che cosa si sta facendo di molto importante, abbiamo con noi Mario Citron, ben arrivato in studio. Buongiorno. Che è presidente del Consorzio Regionale Garanzie per l'Artigianato. Garanzie per l'Artigianato, che bel nome. Di questi tempi. Esatto, visti i tempi. Lei ha anche un ruolo tra l'altro nazionale di non poco conto. Cosa si sta maturando? Cosa si vuol cercare di arrivare come semplicizzazione estrema per far capire ai nostri telespettatori? Allora, noi ci occupiamo di fornire garanzie a favore dell'artigiano che chiede un finanziamento, naturalmente che non ha la possibilità di offrire grandi patrimoni, e naturalmente copriamo il 50% dell'eventuale insolvenza che l'artigiano non è poi in grado di sopperire. Di conseguenza la banca dovrebbe elargire in maniera abbastanza facile, tranquilla, insomma, queste richieste. Purtroppo anche noi siamo nell'occhio del ciclone, perché esatto, perché da quando è iniziata la crisi, ciclicamente nei periodi di crisi, che però ne abbiamo visti i dati storici, non abbiamo mai avuto crisi di queste entità così lunghe, nei periodi di crisi la richiesta di fido aumenta, o richiesta di finanziamento, perché naturalmente l'azienda è un po' in difficoltà. Però in questo periodo, dal 2008 è iniziata la crisi, chiaramente anche noi stiamo, tra virgolette, un po' patendo, perché i nostri patrimoni, i nostri fondoischi che garantiscono le richieste che i nostri associati, i nostri artigiani ci fanno in pratica, e chiaramente sono insufficienti per questi periodi, perché noi, a fronte di €1 che abbiamo dei nostri patrimoni, possiamo garantirne circa 20 per quel che riguarda la richiesta. Perciò oggi siamo, tra virgolette, subissati di richieste di finanziamento e di garanzie, però è chiaro che il patrimonio, vuoi anche perché, visto l'aumentare delle richieste, ma anche perché le istituzioni, la parte pubblica, risorse ne ha sempre meno, è chiaro che è sempre poco in pratica. Allora abbiamo strutturato diciamo così, un progetto a livello nazionale per far sì che tutte le risorse che le varie istituzioni ai vari livelli, dei comuni, province, camere di commercio, regioni e quant'altro, quelle
risorse che normalmente vengono destinate ai consorzi fidi proprio per supportare le aziende in pratica, per le loro richieste di investimenti o di liquidità, abbiamo fatto questo progetto da un paio d'anni che lo stiamo preparando, l'abbiamo presentato a marzo di quest'anno a tutte le associazioni di categoria, parliamo del mondo dell'artigianato, perché questo l'abbiamo strutturato come FEDART. FEDART è un'organizzazione nazionale a cui fanno riferimento tutti i confidi, tutte le strutture che erano garanzie per il mondo dell'artigianato. E erano circa 600 confidi associati a livello nazionale. Oggi, per via di una serie di aggregazioni, perché anche hanno dovuto riorganizzarsi per criteri dimensionali e anche perché molti sono vigilati da Banca d'Italia, perciò controllati come le banche, oggi sono circa 145. Io sono vicepresidente di questa organizzazione e abbiamo presentato proprio in Veneto come prima regione questo progetto che prevede che cosa? La riorganizzazione di quello che è la filiera della garanzia. Questo è chiaramente un aspetto, un nome tecnico, però che in soldoni cosa vuol dire? Che quelle poche risorse che l'ente pubblico destina ai consorzi fidi siano canalizzate in un modo migliore, in un modo più semplice e razionale, per far sì che si possano generare ulteriore patrimonio. Ma quindi vuol dire che c'erano dei confidi. problemi nel sistema? Sì, perché c'erano degli ingorghi, chiamiamoli c'erano così. degli ingorghi, nel senso che ogni ente pubblico, tra virgolette, erogava per la provincia, per lo start-up aziendale, oppure per non so, le famiglie in difficoltà, o per una serie di motivazioni. Quindi prendevano altri rivoli, altre strade, rivoli. sempre importanti, però altre Certo, diverse. però non venivano canalizzate ai consorzi fidi quali noi siamo, che sul territorio gestiamo da 40-50 anni, di conseguenza conosciamo il territorio, conosciamo le imprese, conosciamo i nostri associati e perciò riusciamo a gestire queste risorse in modo ottimale, tanto più che la gran parte dei nostri consorzi associati poi appunto siamo enti vigilati da Banca d'Italia, perciò non possiamo permetterci di gestire queste risorse in maniera leggera, insomma. Voglio, tanto per dare un'idea dell'entità, a livello regionale come consorzio regionale oppure come confidi dell'artigianato a livello regionale, oggi abbiamo circa 2 miliardi di garanzie in essere e eroghiamo poco meno di la metà, diciamo così, ogni anno, perché sa che da quando chiedi finanziamento poi i tempi di rientri, ecco. A livello nazionale invece noi siamo la prima regione come numero di soci, come operatività e quant'altro. A livello nazionale abbiamo circa 14 miliardi di garanzie erogate a fronte di circa 7 ogni anno. Bene, la riorganizzazione di queste risorse, diciamo così, canalizzate ai fondi rischi dei confidi, permetterebbe a parità di risorse dell'ente pubblico destinate ai nostri confidi, perciò senza chiedere una lira in più, potremo arrivare ad averne 25 miliardi di investimenti di garanzie concesse, perciò parliamo di cifre importanti, vuol dire il raddoppio in pratica di quello che oggi riusciamo a dare, perciò è un passaggio molto importante e speriamo che con il progetto presentato oggi a tutti i vari livelli, in particolare la Regione che avevamo ospite l'assessore Coppola, possano effettivamente far loro questa iniziativa e mettere in atto questo tipo di Gli ostacoli sostanzialmente quali possono essere? Perché tanti potrebbero dire, mai presi con l'acqua alla gola o non avendo ottenuto un finanziamento, ma perché questo non si poteva essere fatto prima? Che tipo di problematiche poi ci sono? La Regione è veramente disposta a fare un... Beh, ci sono problematiche legate ai vari livelli che poi ogni istituzione, ogni diciamo, comune, provincia o regione diciamo così, ha un suo modo di operare, un suo modo di ragionare, tant'è vero che proprio questo è un progetto partito a livello nazionale perché anche ogni regione stessa tramite i loro assessori, la giunta oppure anche le finanziarie regionali dove esiste, naturalmente hanno adottato dei criteri di diciamo così, di elargizione di queste risorse che sono diversi da regione a regione. Noi siamo costantemente in contatto col coordinamento delle regioni, con una serie di... però questo progetto ci sembra molto significativo perché riesce effettivamente a semplificare tutto quello che è il percorso e se viene adottato ai vari livelli e in particolare da tutte le regioni certamente i risultati non mancheranno.
Ecco, un passo importante, spieghiamolo dal punto di vista degli artigiani, adesso vediamo un po' quindi che cosa potrebbero fare, che tipo di agevolazioni possono avere, che cosa consiglia anche, perché chi vive una situazione di difficoltà molte volte non ha neanche le visioni ben chiare, cioè prova tante strade, anche le strade che possono essere più rischiose, sappiamo cosa vuol dire, ma non sempre intraprende la strada corretta. Questo è un po' un problema che voi di istituzionali lamentate spesso, però tant'è, non tutti hanno la capacità di conoscere tutte le strade possibili. Beh, noi il messaggio che possiamo lanciare, ecco, e comunque non manchiamo di divulgarlo nelle nostre associazioni, ci sono comunque degli sportelli preposti proprio a questi fatti, pronti ad accogliere eventualmente l'artigiano e a consigliarlo su quali percorsi intraprendere e su quali azioni poter eventualmente concordare. Noi come Consorzi Fidi naturalmente forniamo quello che sono i prodotti tra virgolette essenziali per la vita di un'impresa, che vanno dalla garanzia appunto presso il mondo bancario per quel che riguarda un prestito, un finanziamento a medio breve termine, oppure quello che sono lo sconto degli effetti delle fatture, l'SBF, lo scoperto in conto corrente. Questi sono i vari prodotti. Naturalmente cerchiamo sempre la nostra controparte sono le banche, perciò naturalmente questo, abbiamo esatto. delle convenzioni in essere, che anche qua il rapporto è sempre più difficile, più teso, perché è chiaro che in questo periodo di difficoltà anche le banche, insomma, sappiamo tutti quello che ci sta attorno e lamentano naturalmente un aumentare delle sofferenze. Ecco, ma le persone veramente questo non riescono a comprenderlo, farsene una ragione, ma è possibile che le banche che hanno ottenuto, un governo, lo sappiamo, non è che sia un governo dei poveri, è il governo delle banche e sta facendo tutti gli interessi per le banche, non certo per i cittadini, anzi gli state pauperando di quello che hanno in banca, casomai, in tutti i modi. È mai possibile che le banche non si rendano conto che se non c'è un certo movimento di capitali, un dare avere, eccetera, tutto il sistema va veramente in default? Ma si blocca, non c'è perché noi più volte abbiamo interpellato anche le banche, abbiamo chiesto e dicono tranquillamente ma no, noi concediamo finanziamenti, noi facciamo mutui, noi qua, poi nei fatti non è vero assolutamente niente, perché non è possibile, parli col privato e ti dice non è vero nulla, ma non sto dicendo il privato, il povero piccolo artigiano che non ha di che vive, stiamo parlando anche con imprese che hanno già chi è pronto a fornire l'attività, la commessa, chiamiamola così, ma non hanno il liquido, esatto. Com'è possibile? Che ragionamento fanno voi che interagite con le banche? Che tipo purtroppo siamo passati a un periodo in cui non c'era collega mio di un'impresa piccola, medio grande, piccolissima, che entrando in una qualsiasi filiale di banca fino a qualche anno fa non gli venisse chiesto vuoi un finanziamento, devi cambiare il cambio. Quindi è un problema delle banche stesse? È chiaro, perciò si dava di tutto a tutti, anche proprio a chi magari non poteva permetterselo. Oggi invece siamo all'esatto opposto e questo è naturalmente, poi siamo entrati in questa crisi non tanto per una crisi dell'economia reale, no, ma infatti quello è il discorso, di chi lavora, produce, manufatturiera, ma per finanza, tra virgolette, insomma, ingegneria finanziaria virtuale. Bravissima, ecco. Chiaro che oggi insomma, le banche dovevano rispondere a Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3 e tutto quello che ne consegue, però un minimo di rischio, come ogni imprenditore se lo assume nell'attività che svolge ogni giorno, a mio avviso anche le banche devono ricominciare a metterlo sul tavolo, perché oggi si trincerano dietro il fatto che dicono sono aumentate le sofferenze. Sì, ma io dico, fino a ieri davamo soldi a tutti, giusto? Certo. E c'era 100 in circolazione. Se oggi in circolazione c'è 50, è chiaro che qualcuno non paga più e di conseguenza si va in sofferenza. Perciò io dico, insomma, bisogna continuare ad avere fiducia, capisco che i tempi sono quelli che sono, ma non possiamo pensare di riprendere e aumentare i consumi, e anche qua insomma, la critica è nei confronti anche dello Stato, perché assolutamente sì. Dovevano essere messi a posto i conti dello Stato, dell'Italia, ma dico non possiamo non sostenere le imprese, se vogliamo che i consumi ripartano devono essere sostenute le imprese e chi fa economia reale. Ecco, ma poi l'obiezione è anche questa.
questa, perché molti artigiani, anche giovani artigiani, ma questo lo sapete bene, intraprendono questi allettamenti, questi viaggi allettanti della speranza, no? Verso nuovi orizzonti, che poi non sono viaggi della speranza, sono viaggi purtroppo molto realistici, perché le risposte sono estremamente concrete, le offerte sono pratiche, semplici, la burocrazia ridotta all'osso, le banche porte spalancate e danno fiducia. E parliamo della Carinzia, e parliamo della Croazia, parliamo della Slovenia, parliamo di paesi vicini, prossimi, senza andare chissà dove, eccetera. E allora, se queste aziende, questi artigiani che hanno voglia di fare, che hanno voglia di aprire rapporti anche di export o comunque di produzione all'estero, a un certo punto veramente chiudono baracche e burattini qua e si trasferiscono là, perché mors tua vita mea, poi andranno non faccio il nome di una banca che fa una pubblicità battente un po' ovunque, apriranno lì il loro conto, faranno delle transazioni con quelle banche e non più certo con le nostre, ma è ovvio, ma come non ci si arriva a questo? Cioè, e cosa si pensa di vivere? Con i risparmi che non ci sono più dei cittadini privati? Bravo, se viene a mancare... Cioè, è questo che io mi chiedo, ci deve essere una logica anche governativa su questo, però forse le nostre logiche molto semplici, ma però molto reali, non rispondono alle grandi logiche di chi... Io penso che ci sia anche un altro aspetto che concorre naturalmente a creare questo stato di ansia, perché non c'è nulla di peggio nel vivere nell'incertezza. Oggi non c'è sicurezza. Un qualsiasi imprenditore ai vari livelli deve essere in grado di prendere decisioni e sapere dove vuole andare e cosa vuole fare. Oggi purtroppo in Italia non c'è questo tipo di sicurezza, di sensazione. Io difendo l'Italia, per carità, il Made in Italy e tutto quello che è italianità, però effettivamente se oggi un giovane mi chiedesse se aprire un'attività qua o da qualche altra parte, sinceramente certo. i dubbi ci sono e effettivamente... certo. Poi... Allora interrompiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo su questi discorsi, vediamo anche un po' di dare dei suggerimenti se sono possibili, insomma, pubblicità. Allora, parlando di piaghe, la piaga è sono le banche, un'altra piaga per tutti imprenditori, artigiani, più che mai, eccetera, l'estrema burocrazia. Una piaga che colpisce poi peraltro anche voi. Si parlava cioè poche cose, per carità, poche grandi cose doveva fare questo governo, doveva portare, per carità, mettere morigeratezza, ma doveva portare sviluppo e semplicizzazione. Semplicizzazione non c'è stata, perché la cosa è ridicola, l'apertura con €1 di un SRL, senza finanziamenti, perché poi vai te in banca e vedrai che semplicità c'è, ridicolo, una presa in giro, o parlare di start-up quando in realtà consenti a quelle che non sono start-up, che hanno 5, 10, 15 dipendenti, di vivere, anziché parlare di questi termini, di queste cose che sono inverosimili, non prendere in giro la gente, semplicizza le cose, ma semplicizza la burocrazia che esiste anche per consorzi come voi oppure per gli imprenditori, che proprio è mortale e blocca tutto, rallenta. Addirittura vi parlavo con degli artigiani che mi dicevano che ormai sono costretti, se vogliono andare avanti e muoversi nel groviglio mostruoso di qualsiasi tipo di procedura, avere un dipendente fisso solo per riuscire ad espletare tutte le pratiche burocratiche e correre anche, perché poi con tutto quello che è richiesto non si riesce neanche in tempo. Questo frena tutto, anche i pagamenti, cioè è devastante. Voi avete lo stesso problema o no? Tempi e costi incredibili. Non entro nel mondo dell'impresa. E non ha letta all'estero questo, perché è inutile dire, cioè voglio vedere chi vuole venire qua da noi, pastoiarsi in queste cose. Non entro nei problemi che ha un'impresa normale, io sono un piccolo imprenditore naturalmente. Insomma, che settore? Settore impiantistica, perciò legato all'edilizia, esatto, non ne parliamo. Abbiamo perché, i dati di quest'oggi terrificanti. Un settore che è completamente bloccato e non capisco come mai anche un settore di questo tipo che insomma è sempre stato un settore trainante e ancora di più nel nostro Veneto, nel Triveneto, vuoi per carità cemento selvaggio e tutto quello che ci vogliamo mettere, però ha sempre avuto un PIL nel totale dell'economia molto rilevante rispetto al nazionale e oggi questo settore è completamente bloccato. Ma lasciamo un attimo in parte i problemi non perché non siano per prendere per mano, perché sicuramente bisognerebbe anche qua prendere l'accetta e semplificare in maniera molto radicale molte cose, ma per quel che riguarda anche i consorzi fidi, anche perché
noi oltre che a lavorare con la controparte che sono le banche, siamo costantemente anche, diciamo così, in aperto confronto con quel che sono l'ABI naturalmente, che è la rappresentanza delle banche, ma anche Banca d'Italia e le varie istituzioni, perché un adempimento che non riusciamo assolutamente a comprendere, che ci porta a costi naturalmente e dispendio di risorse, è anche appunto la vigilanza di Banca d'Italia, che certi soggetti come i nostri sono costretti a sottostare avendo superato determinati livelli di operatività. Ma noi come organismi di garanzia diamo la garanzia all'artigiano, facciamo abbiamo una commissione, facciamo una delibera su quello che sono i bilanci, sulla conoscenza dell'impresa, sui vari cose, e naturalmente poi inoltriamo la cosa alla banca. Noi non maneggiamo denaro, non abbiamo conti correnti, non diamo denaro all'artigiano, diamo solo una garanzia, però siamo vigilati da Banca d'Italia e siamo equiparati come una banca stessa, di conseguenza con tutti quanti i problemi che ha di controllo di una banca. Ma cito un caso per uno che è significativo: l'antiriciclaggio. Sottostare all'antiriciclaggio è un costo enorme in termini di personale. Infatti io stavo pensando proprio all'antiriciclaggio, che è una cosa micidiale. È un doppione, già lo fa la banca. Ma che poi dicono che non serve a niente, perché poi in realtà... Già lo fa la banca questa roba qua, a noi cosa... è un doppione. Ma voi vi siete interpellati con il governo, con forze governative, per capire la ratio di questi... Costantemente ci che cosa viene confrontiamo. obiettato? È un continuo lavorare, però riusciamo a piccoli passi a portare a casa qualcosina, però non è facile, non è semplice. Perché l'idea che hanno i cittadini e chi ci opera, chi si trova a scontrarsi con questa situazione, è che siccome c'è una burocrazia mostruosa, burocrati tantissimi che devono lavorare in qualche modo, per fargli fare qualche cosa gli si fa complicare le cose semplici, perché almeno qualcosa fanno, altrimenti sarebbero da lasciare tutti a casa. Siccome è gente che prende fracassate di soldi, che ci costa, perché la spesa pubblica per lo più è proprio ministeriale e a livello burocratico, è inutile negarlo, lo stanno tagliando i comuni, spending review nei comuni, nei piccoli enti, da tutte le parti, fino ad arrivare naturalmente alle regioni, però poi il centralismo non viene toccato, è ministeriale, è mostruoso. Tutta sta masnada dei burocrati che prendono un fracasso di soldi, cosa devono fare? Complicare le cose semplici e andare a complicare la vita poi di chi lavora, chi aspirerebbe a lavorare concretamente. Ed è questa l'idea che ormai tutti si sono fatti, ma questi sono intoccabili sostanzialmente, perché non sono neanche soggetti ad andamenti politici di destra e di sinistra. E ci sono poi certi meccanismi che il normale cittadino non riesce a comprendere, perché naturalmente ci sono cose che sono estremamente complicate e non sono dipanabili in 448. Io certe volte verrebbe da dire proprio di lasciare tutto, ma capiamo che non è così, e purtroppo dobbiamo lavorare, ma la cosa da semplificare deve partire dall'alto, e una semplificazione totale ai vari livelli, perché se no non riusciamo poi a... E quello che ritengo sia importante è che il cittadino, il piccolo imprenditore a tutti i livelli deve avere dei segnali in questo senso. Cioè lo Stato o le varie istituzioni devono dare un segnale di semplificazione, devono rendere il cittadino, sì, stiamo lavorando, consapevole che stiamo lavorando in questo senso. Purtroppo questo è quello che manca e non c'è niente di peggio. Ecco, una cosa veramente molto molto grave, questo senza dubbio è molto grave. Allo stato attuale, lei sta parlando anche a livello regionale come tipo di provvedimenti, ci sono delle province, perché parliamo ancora di province, dei territori, delle aree dove la situazione è migliore rispetto ad altre, dove una volta, fino a poco tempo fa, ad esempio la Marca Trevigiana era una zona tutto sommato che aveva una grande tenuta, la sofferenza si vedeva da altre parti dove c'erano grandi aziende, ma dove c'erano le piccole realtà, soprattutto artigiane, la tenuta c'era. Adesso cosa si sta configurando? Perché anche questo può far capire. Si sta configurando che purtroppo anche il mitico nord-est, Marca Trevigiana o come lo vogliamo chiamare, insomma anche questo territorio sta conoscendo momenti di difficoltà che non aveva mai conosciuto, se non insomma periodi di diverse decine di anni fa, e purtroppo questi sono dati, sono numeri che ci arrivano, e sensazioni naturalmente riscontrabili anche da una ricerca che noi facciamo anche a livello nazionale con numeri raccolti nei vari territori, e naturalmente regioni, province e quant'altro, se ancora senso parlare di province come diceva lei, ma
purtroppo a livello nazionale raccogliamo dei numeri che sono in ribasso, anche come consorzi fidi abbiamo, nonostante le numerose richieste, vuoi per la rigidità della banca o vuoi perché non ci sono i patrimoni, non riusciamo a erogare naturalmente e le richieste sono in diminuzione. Questo è un brutto segnale per l'economia, perché se nel momento di crisi, come dicevo prima, l'imprenditore viene a chiedere un finanziamento perché vuole comunque investire e sopperire, il fatto che ci siano meno richieste è un segnale non. Ecco, collegandosi un po' all'aspetto che avevo annunciato in apertura, non se ne parla più, non se ne vuol parlare, un po' per non creare allarme sociale, un po' perché si dice se se ne parla questo forse induce le persone a fare certe cose, però di fatto continuano i suicidi, ci sono, esistono e forse anche a livello governativo nazionale si chiudono gli occhi perché io credo che non interessi la cosa, non sia un loro problema fin tanto che non va a scottare diciamo così, vabbè, non va a scottare direttamente determinate persone, ma alla fin fine poco interessa, in realtà succedono. E quello che si riscontra è la solitudine che però si percepisce anche molte volte dalle telefonate che noi riceviamo nelle trasmissioni, dai tanti messaggi che ci arrivano dalle SMS e anche mail. L'imprenditore, ma non solo, l'artigiano, il portatore di partita IVA, il lavoratore, si sente solo, si sente abbandonato davanti a uno Stato che veramente succhia quello che può succhiare senza dare nulla o ben poco, dalla sanità che comincia a tirare i remi in barca o comunque pretende, perché qui nel Veneto si fa anche pagare con dei ticket che per alcuni sono anche diventati insostenibili, a qualsiasi tipo di servizio, all'azienda, al territorio, alle persone, alla famiglia. Adesso abbiamo notizie anche di questi giorni, sono aumentate anche le rette per quel che riguarda gli asili nido. È spaventoso questa cosa e i parametri di riferimento base sono redditi veramente bassi, ridicoli. Cioè, quando parliamo veramente di cifre di 30-40 mila euro, cioè ci stanno prendendo in giro. La solitudine è un aspetto devastante. Le associazioni di categoria, lei ne rappresenta in modo particolare, attraverso Confidi comunque è all'interno di un'associazione di categoria. Cosa dovrebbero fare, cosa potrebbero fare o che messaggio dare a chi, nella fattispecie è un artigiano, può essere, e che sente questo abbandono? Perché questo è l'aspetto più inquietante. Lei ha toccato un tasto che insomma, anche a mio avviso o anche delle varie associazioni insomma, di cui facciamo parte, cioè tutto questo, quello che sta accadendo e questo periodo di crisi che insomma non se ne vede ancora la fine, tutto il disagio sociale che porta all'interno naturalmente della comunità con tutti quanti i risvolti che sono sotto gli occhi di tutti. E cioè, quello che dicevo prima è che in questo momento non c'è sicurezza, devono esserci dei segnali ben precisi da parte del governo centrale ma delle istituzioni che ci governano. Faccio un esempio, mi riferisco insomma anche alle uscite del Presidente Posta che non posso non condividere anche sul redditometro, là, quello che è uscito 15 giorni fa. Sullo spesometro, giustamente dice, ma scusami, ma chi più dello Stato deve stare attento a quali sono gli incassi e le spese che ha piuttosto che le nostre? E poi io direi che naturalmente insomma, bisogna assolutamente guardare all'evasione ed è condannabile, però insomma direi che insomma, bisogna avere sempre un po' di buonsenso, nel senso che io, per quel che mi riguarda, insomma, piccolo imprenditore o quelli che conosco, non siamo sicuramente quelli che hanno portato i soldi in Svizzera o che riescono a fare delle manovre per avere il tesoretto da qualche altra parte. No, ma il problema è che tutte queste manifestazioni qui, a parte che appunto chi vuole la volontà di evadere, non c'è certo deterrente del genere che può nascere, ma nel modo più totale, perché chi evade veramente, quelli che provocano danni sanno come cavarsela. Sempre. Ma questo invece blocca qualsiasi tipo di attività, di piccolo investimento, di spesa, perché magari quello che ha il potere di acquisto, che può permettersi qualche lusso, non lo fa più, se lo taglia perché dice, oddio, non sono più congruo, cosa mi succede? Perché poi tu vai a dimostrare al fisco che in realtà... Ma facciamo l'esempio delle auto, del superbollo e del supertassa, che non lo so, io ho un'auto ibrida, però guarda caso tra il motore a benzina e l'ibrido supero i cavalli
cavalli e devo pagare una sopratassa. Ma dico, ho comprato l'auto ibrida 3 anni fa, pensavo di essere virtuoso, adesso ma al di là bravo, di questo, ma se uno anche invece di andare a farsi le ferie da altre parti vuole comprarsi la macchina sportiva o quello che è, oggi stiamo assistendo a che macchine sopra un certo livello non se ne vendono più e chi aveva una mezza intenzione di averla non la compra assolutamente e chi ce l'ha la vende, ma quello andava dal meccanico, consumava benzina, cioè bene o male consumava le gomme, pagava l'autostrada, cioè queste sono... Invece di avere un introito maggiore abbiamo eliminato un mercato, cioè questi secondo me sono errori incredibili. Ma infatti... Poi, abbiamo visto anche il problema delle barche, giusto? E sono tutti in Croazia. Ma ragazzi, qui facciamo scappare tutti quanti, per carità, non possiamo condannare o, come si dice, perseguire continuamente chi ha qualche soldo. Lasciamoli vivere e naturalmente questi contribuiranno alla spesa totale. Assolutamente, questo è corretto, ma sono ragionamenti che vengono fatti solo a bassi livelli, insomma, non credo che a chi abbia certe docenze questi ragionamenti così biechi possano arrivare. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, intanto noi chiacchieravamo anche fuori onda, effettivamente il problema è sempre lo stesso, cioè essere governati da persone che non lavorano sul territorio, che non conoscono le dinamiche, che non sanno cosa vuol dire avere, ottenere o non ottenere un finanziamento per poter mantenere anche un'attività, una piccola filiera produttiva e dei dipendenti. Questo è un altro aspetto. Notizia che viene dalla CGIA proprio di Mestre in questi giorni, che sembra che molti artigiani non potranno pagare, i piccoli imprenditori non potranno pagare le tredicesime ai propri dipendenti. Questo fa parte, certo è lontano dal finanziamento, da quello, però in realtà fa parte dello stesso filone. Perché? Perché se tutti i pagamenti andassero a buon fine, se le pubbliche amministrazioni invece che pagare addirittura un anno, perché siamo arrivati a delle cose pazzesche e veramente si toccano con mano, pagassero molto prima, tipo lavori in corso per strutture ospedaliere e questi fornitori di lavoro che sono nel settore edile, che sono piccoli artigiani, perché alla fine sono piccoli artigiani che hanno avuto delle commesse che potevano dare la speranza di dire beh, tutto sommato per un anno sono tranquillo, e si trovano che non ricevono niente, che il pagamento verrà sbloccato qua un anno. Adesso forse arrivano in regione 300 milioni per la sanità e forse qualcuno verrà pagato, ma bisogna vedere l'ordine di priorità delle cose a questo punto. Poi... Intanto queste piccole aziende artigiane cosa possono fare? Parliamo di tredicesime, ma parliamo anche di buste paga normali e parliamo poi di tredicesime che servono a questi lavoratori che dipendono dagli artigiani per pagare le tasse, per pagare l'IMU, non per fare il viaggio ai Caraibi. È un problema non di poco conto anche questo, perché insomma già a mio avviso, non so, insomma sono sempre in giro per lavoro, naturalmente autostrada e quant'altro, ma già si nota un rallentamento e io a mio avviso l'ho visto, l'ho notato e l'ho anche riscontrato anche con altri colleghi già da prima delle ferie, da luglio a settembre. Non vorrei che adesso qua a dicembre e con le feste di mezzo e andando a gennaio ci fosse un ulteriore rallentamento dovuto a questi problemi e che naturalmente sono problemi che investono tutti, perché la difficoltà degli incassi. Per quel che riguarda le nostre strutture abbiamo anche dei prodotti ad hoc, perché ad esempio facciamo dei finanziamenti per le tredicesime, dei finanziamenti per quel che riguarda il pagamento delle tasse, però è chiaro che poi l'ultima parola spesa sempre la banca e non sappiamo se anche c'è il prodotto specifico, poi però se la banca dice no. È chiaro, sappiamo tutti qual è il livello di tassazione oggi in Italia, che è improponibile, e purtroppo con questi periodi, e dicembre e gennaio sono 2 mesi tremendi, è chiaro che si va in sofferenza. Ma l'artigiano cosa può fare? Esatto, quello che volevo chiedere, che consiglio dà a questo punto all'artigiano, lei che lavora anche dall'altra parte, su tutti e due i versanti? Non ho la sfera di cristallo per poter dire cosa poter fare. Certo che comunque insomma oggi bisogna sicuramente tirare i remi in barca per quel che riguarda insomma le spese superflue e cercare di ottimizzare tutti quanti i processi insomma che ecco, ottimizzazione dei processi, questo è molto interessante. Si parla di consorziarsi, no? Invece che il piccolo artigiano da solo magari far team con altri artigiani in modo da creare un sistema, e forse il sistema la rete, esatto, può far breccia. Secondo lei può essere un metodo utile?
Sì, anche qua naturalmente, insomma, consorzi, rete e quant'altro ce ne sono, ne esistono già e sicuramente bisognerà che ci sia una mentalità ancora più aperta in questo senso, perché purtroppo il famoso detto piccolo e bello è quello che ci ha fatto crescere, oggi purtroppo proprio magari nel Veneto è si una vuole che non limitazione. funzioni più. Si vuole. Tutto gira perché? Ci può stare anche questo, perché naturalmente finché l'azienda è piccola e sono 1000 di piccoli non sono governabili quanto una grande azienda che magari raggruppa le stesse persone. Però insomma le difese oggi dobbiamo inventarci cose nuove e naturalmente fare fronte comune a quelle che sono le difficoltà. Ma queste reti, questi consorzi esistono, è che purtroppo quello che manca è, come dicevo prima, il mercato, il lavoro, la sicurezza e naturalmente una serie di agevolazioni che potrebbero aiutare e incentivare determinati, perché anche sul settore dell'edilizia di cui parlavo prima, insomma ce ne potrebbero stare degli incentivi e delle agevolazioni per far sì che il mercato riprenda. Io ho partecipato proprio qua a Padova la scorsa settimana a una struttura in cui sono circa 1500 affiliati in Italia del mio settore e questa era l'8ª riunione a livello nazionale e naturalmente le parole d'ordine non tanto su aspetti tecnici, che insomma che anche qua non entro nei particolari, ma nei vari settori su cui le parole d'ordine sono due: incassi e la parte commerciale, il lavoro che non manca, e questo a livello nazionale. Oggi chi si salva? Magari chi lavora export, chi fa dell'export che magari che non è subordinato. Però giustamente dalle analisi che abbiamo anche presentato ai nostri telespettatori proprio di recente, se non gira il mercato interno non c'è export che tenga, e questa è un'altra componente che è importantissima e forse di questo non ci si rende conto, cioè si è completamente ammazzata la classe media, che è quella che fa reddito, che fa PIL, perché purtroppo chi non ha soldi alla sopravvivenza non muove l'economia, è un dato di fatto consolidato. Ad altissimo livello non la muove comunque perché sono una fascia limitata, in ogni caso muove altre economie che poco interessano il nostro paese. E la classe media, che era quella che muoveva tutta una serie di dinamiche, la si è bloccata, incarnata in un modo o nell'altro, si è bloccata lì, perché adesso non ha più disponibilità, o se chi ce l'ha ancora non la può avere, resta imbalsamato, e si è bloccato un'economia di un paese. A risentirne sono poi naturalmente in primis gli artigiani, il commercio al dettaglio, commercio di altro genere, il settore automobilistico, ma poi le ripercussioni, la cosa che fa piangere, perché ti voglio dire ridere, ma in realtà fa piangere, è che è un indotto non solo relativo al nostro paese, ma che va ben oltre i confini del nostro paese, perché l'italiano in sé per sé era un grosso fagocitatore, è un grosso interessante responsabile acquisti. Anche quando faceva il turismo, era il classico turista che comprava e prendeva tutto quello che poteva trovare per poi rigirare l'economia, quindi un grosso volano di economia rispetto ad altri, che invece hanno degli interessi diversi, sono forse più... Quindi ammazzare un paese come l'Italia che ha sempre avuto una creatività, insomma, una creatività, esatto, vuol dire bloccare un'economia che poi può avere delle ripercussioni anche a livello internazionale, e di questo sembra che non ce ne sia la consapevolezza. Diciamo, uno dei pochi, insomma, pensieri positivi è che sicuramente al di là di crisi o non crisi, brevi, corti, lunghe o quello che siano, il mondo non si può fermare. Nel senso che da altre parti del mondo va avanti, non so neanche cosa sia la crisi. Anche il vecchio continente, insomma, di cui noi facciamo parte come Italia, non possiamo sicuramente pensare che finisca qua, di conseguenza c'è sempre la positività di guardare avanti. È che, ripeto, quello che manca oggi è appunto la sicurezza, perché lei diceva prima stiamo uccidendo la classe media, ma chi anche ha la disponibilità per poter spendere e fare qualcosa, oggi se ne sta tranquillo perché dice aspetto, perché non so come vada, domani mattina mi riprendono, oppure non lo so, sono sottoposto a controlli diversi o quello che è, perché purtroppo anche questo è una cosa negativa, i vari condoni e le varie retroattività di cui in Italia purtroppo ne abbiamo abbiamo accusato diverse volte, non sono sicuramente un esempio positivo per quel che riguarda l'imprenditorialità. No, questo assolutamente. Allora, per chiudere, ma anche per tornare un po' a quello che era l'argomento clou di cui volevamo parlare, il vostro progetto quindi è quello di offrire, cercare di semplicizzare
Semplificare quello che è la filiera della garanzia a livello nazionale nelle varie istituzioni, per far sì che a parità di soldi messi in campo da parte delle istituzioni dell'ente pubblico, in pratica, che sappiamo sempre che è sempre meno, però possa essere canalizzato nel modo giusto, per far sì che ci possano essere disponibilità maggiori, insomma, per un numero maggiore di Per i tempi di rientro invece da questi finanziamenti c'è qualche novità, qualche cosa? Si parlava anche di questo, che sono tempi sempre più stretti, cioè i finanziamenti sono sempre più a breve termine, che mettono un po' in ansia chi li chiede. Beh, insomma, ci sono le moratorie che poi anche qua le banche non sempre danno, ma che comunque, insomma, a fronte di determinate prospettive riescono a dare, nel senso che il blocco del finanziamento del rientro della rata col pagamento solo degli interessi, insomma, è comunque un momento di respiro, però noi eroghiamo i finanziamenti a breve e medio termine, insomma, che vanno dai 12 mesi ai 3 anni, insomma, arriviamo anche a 5 anni per ulteriori finanziamenti, per altre cose, per altri tipi di investimenti, insomma, però quello che oggi il piccolo imprenditore chiede è naturalmente la liquidità momentanea, lo scoperto di conto corrente e far fronte ai non incassi in pratica nel periodo breve. Come dovrebbe presentarsi il piccolo imprenditore, l'artigiano, per avere maggiori possibilità di successo? Quindi in quali errori non cadere? Beh, oggi, ma da sempre, è un aspetto naturalmente importantissimo nelle vesti da parte della banca, insomma. Sì, no, ma infatti vedendola di dentro in modo da dare un suggerimento. Da sempre la banca oggi non conta avere capitali, perché naturalmente anche questi sono un costo, vedi l'IMU e quello che è, perciò oggi è necessario... E poi non sono più interessanti per le banche perché bene, oggi più che mai importante per la banca è garantire il rientro di quello che ti dà, nel senso avere una prospettiva, avere un business plan, avere un business plan, quindi questa è un'altra... insomma una certezza che il lavoro ci sia e che la rata, chiamiamola così, di rientro sia sostenibile. Questa è la certezza che ritengo la banca lo richiedeva anni addietro, ma oggi più che mai adesso. In questo momento di E quindi a questo punto un po' quello che dicono anche i commercialisti, eccetera, farsi supportare da un professionista per redigere questo business plan, per far sì che la situazione che viene presentata possa essere congrua, in certo qual modo. Sicuramente anche noi come associazione, assieme ai commercialisti, ecco, esatto, e quant'altro, siamo sempre a disposizione e ritengo sia indispensabile, perché il fai da te in questo settore purtroppo magari porta a determinate deviazioni, usura e quant'altro, che poi magari entri in un circolo vizioso che poi non esci più. Di conseguenza l'affiancamento delle nostre associazioni, insomma, di categoria, insomma, con i loro esperti sui vari territori, insomma, sono sempre a disposizione per chi ne faccia richiesta, ed è, ritengo, importante anche per chi entra in qualche problematica, oltre che avere, insomma, un momento anche di conforto e trovare delle vie d'uscita che magari nella testa non vengono viste. Bravissima, non vengono viste. Il ministro Grilli ha dichiarato proprio recentissimamente che comunque in prospettive un minimo di luce si intravede, che ci dovrebbe essere una piccola ripresa dell'economia, eccetera, per il 2013. Voi che cosa dite dal vostro angolo prospettico? Cioè solo un'illusione, perché poi il sindacato, il CGIL con la Camuso e quant'altro invece dicono che la situazione sarà peggiore. Cosa intravedete voi? Beh, insomma, un capo del governo, un ministro, chi si governa non può sicuramente dire che le cose vanno male, deve dare dei segnali positivi, però dobbiamo essere anche realisti. Io ritengo che nel 2013 non sarà l'anno della svolta, dobbiamo purtroppo rassegnarci, sarà un anno ancora di sofferenza. Io spero che il ministro Grilli e chi altri, insomma, appoggia questa tesi, vedano più in là di quello che vediamo noi e che effettivamente ci possa essere un segnale, insomma, di controtendenza. False speranze. Però non è che, insomma, dal 1° gennaio ci possa essere un cambiamento di rotta. Dobbiamo aspettarci dei tempi duri, però chiaramente, insomma, sperando che il cambiamento di rotta avvenga in tempi
rapidi. Assolutamente. Io devo ringraziarla per il suo intervento, speriamo di aver dato qualche illuminazione, qualche possibilità di speranza, via d'uscita o qualche strategia da poter intraprendere per i nostri telespettatori. Come sempre noi vi teniamo informati su tutto quello che succede e appuntamento a domani in diretta 12:40. Grazie anche a lei. Buona giornata.